telefonata di Berlusconi all'infedele, insulta Gad Lerner e ordina alla Zanicchi di andare via. Aggiunto 20 ore fa da Modica Net. Dice, rispondi a questo video. Ecco, dice, voi non avete mai visto un animale come me arrabbiato? Dice, io sono o vendicatore, contro me tutti si rompono le corna. Dice, so tanto eccezionale veramente. Ma il maschio o femmina? Dice che questo tipo di animale non tengono sesso. A che animale sono? Che cavolo ne so? Andiamo così. Dice, loro ti attaccano in tutte le sedi, in tutti i modi e le maniere. Dice, tu ti puoi difendere solo andando dai togati d'Italia. Dice, ma è una... La rima, dice, dice la risata sulla fiducia. Ecco. E dice, e anche per oggi poi dice, Porca Italia che c'ho sotto i piedi. Dice, ia sa ia, e voi non siete nucchezza. E però dice, il porno premier, con i porno in toga, i porno in divisa, no agnellino. Dice, facile mettere sotto i piedi un porno Gad Lerner. E che ci vuoi? Poi dice, Gad Lerner, Come? Come, dice, le signore non sono così dette? Dice, le signore fino a prova contraria, certa, sicura, sono sempre signore. Il Gad Lerner dice al muro, che si offendono così le signore? Non è perché la Minetti tiene la minigonna. Ma va, la Minetti come potrebbe essere qualcun'altra? Rispetto. Al di là di tutto, dice, il porno premier c'ha ragione, almeno in questo frangente c'ha ragione, vabbè, al 90%, no? Dice, quel che è giusto è giusto, e infatti bisogna essere giusti, non bisogna essere di parte. Arriva un certo Art of Noise 2000 e dice, Dio mio se sei patritico, che? Vabbè, Sacri Atti Italia dal 27458/98 al 27938/04, poi Sacro Atto Italia numero 1, partire da qui, tutto il resto è conseguenza, contorno, fuffa. Se ricezione non completa, telefonare immediatamente al numero telefono 00 eccetera eccetera, ufficio del soft approach, ufficio del dirigente, ufficio del pool difensori, eccetera. Ci sarebbe un costo della presenza 30 milioni di euro. L'informatizzazione? No. Dice, la risposta qual è? È questa la risposta. Poi dice, il porno Gad Lerner, dice, un giornalista serio, ma la porno Zanicchi stava schiacciando un sonnellino e il porno PM la invita ad alzarsi e andare via. E la porno Zanicchi esegue come ti vorrai. Era una canzone, no? Mi sembra che faceva così. Ehi, dici, canta inno d'Italia che ti passa. Saltiamo i commenti dei soliti commentatori. Dice che abbiamo così. Dice, l'onnipotente sono io. Dice, e non è delirio d'onnipotenza, semplice modestia. Dice, io so di più. Semplice modesta, io so di più, e cioè più che onnipotente. Dice, andate tutti a ciappelle in der chiù. Vabbè, per la rima, no, non offendiamoci, è solo per la rima. Non ci offesa. Qualcuno dice, dice, sì, meno male che, meno male che il ruscioscipio biascio c'è. Dice di essere figlio unico, e nessuno indaga, neanche Gad Lerner, ma di sicuro c'è
che gli eredi del mummia ambulante, quella che dicono si chiama o chiamava Mike Bongiorno, dice, mi devono da un sacco di soldi. Beh, chissà perché, ma si vede che gliel'aveva prestato. Boh, non lo sappiamo. Perché aveva... per quei video, per quei porno video. Adesso li hanno rimossi? E però il reato rimane. Il Berlusconi e Lerner, dice, tali sono, recitano la parte affidata loro dai grandiosi trovatelli d'Italia, dice, vietato ridere, salta gli altri commenti, dicono sempre la stessa cosa, dice, se sono arrubati o cadavere da mummia ambulante, de toga di Paco Pena, e pensare che aveva detto, pure lui, voglio ballare sul tuo cadavere, scusate, voglio ballare sul tuo cadavere, come la Tragni Laura, no? È del tribunale civile, per cui balla sui cadaveri. Dice, si sarà autorubato e se balla addosso. Dice, il dio della musica, che? È un nick. Dice, ma ci sono, il dio della musica. E si spaccia per... Dice, ma se siamo un misero caso umano che non sa leggere né scrivere la musica. Dice, Filacchiona Rossana Docet. Già, è tutto approvato, mai una chiacchiera. C'è concussione. Dice, tutti concussi contro me. Dice, siamo i Vatussi. Dice, tutti Golia, ma li stendo tutti e senza bisogno di usare la fionda. Quando la fronda è troppa stroppia. Però... dice il dio della musica, dice, acchiappare sto miserabile che si spaccia per me, l'ennesimo. Dice, fanno i sondaggi affidandosi ai commenti sul web, però 1 uguale 100.000, basta cambiare mascherina, ecco, 1 diventa 100.000. E poi ma quali comunisti, ma quali fascisti? In Italia, dice, tutti rancidisti. Ma è giusto farsi le leggini personali contro i togati d'Italia, è l'unica difesa, ma ce n'è un'altra di difesa, l'attacco. Oppure ignorarli, no? L'attacco, i togati d'Italia in galera o in manicomio, dice, che pensi mi? E che basta ignorarli e se ne vanno dritti da soli in galera o manicomio. I giudici in Italia sono i togati d'Italia e quelli sono da giudicare. Dice, li giudico io. Dice, e tu chi sei? Dice, giudice universale. Dice, ma perché? Perché quel coso lì, il porno PM, il porno premier si dovrebbe dimettere? Dice, tutto sto casino per indurre me alle dimissioni dalla vita. Dice, chi è? I porno PM, il porno premier, i porno giornalisti, eccetera, tutti uniti contro me. Dice, ma gli attaccati, i perseguitati, i violentati, sono loro. Dice, ma viene da ridere, non si può ridere. Autopersecuzione fu, autopersecuzione fu, ha capito, autopersecuzione fu. Secret Italia come risposta sempre quella. Arriva uno e dice, che cosa c'entra col video? Bullo! Sì, vabbè, non c'entra niente, ma fatti i cazzi tuoi. Dice, la Zanicchi IVA fallita? Ma se si fotte l'IVA, si fotte il 20% senza fare un cazzo, la signora IVA. Comunque, la Zanicchi IVA fallita, l'unica fallita in Italia, dice, sono io. E soci naturalmente, e per decreto di vino. Sì, pure la Camilla è nata fallita. Pure Miao Sol Solellina, insomma, è nata fallita.
è nata fallita, dalla panza della mamma era già fallita, ma poi arriva uno e dice: ascolta, poveraccio alcolizzato, la Zanicchi nel momento in cui si è messa con lo psicopedofilo è diventata fallita, ora dice levati dal cazzo. Rispostina: Sacri Atti Italia, eccetera eccetera eccetera. Dice o porno premier dice: io so quello che sto dicendo, lei no. Hey, dice: ci copia anche la battuta, arriva uno e dice: che cazzo ridi, deficiente, pezzo da merda. Oh, ma fatti i cacchi tu, se uno vuole ridere ride, no? Se tu vuoi piangere piange. Poi arriva uno e dice: quando vuoi? Dice: andiamo a Roma. Ecco, vuole fare la marcia su Roma. Come dicono di essere di sinistra e imitano Mussolini, i fascisti. Ma comunque dice meglio andare in coma. Ecco, sì, e invece che a Roma a Coma. Beh, non a Coma, dalla moglie del Como, insomma. A Como c'è il lago, e allora nel lago di Como, ecco, il canale di il dio della musica, però, e ci mettono, dici, foto nostre, le scritte nostre, i video nostri, e senza manco pagare copyright, che poi non gli si darebbe lo stesso, no? E poi si segnala a YouTube non cancella, si segnala ai carabinieri, i carabinieri dice: come? Non comprendo, i poliziotti non comprendo, i giudici non comprendo, i presidenti non comprendo, i sindaci non comprendo. Ah sì, va bene. I trovatelli d'Italia continuano a spacciarsi, dice, per il nulla facente della sacra infezione del questura di Milano, ufficio prevenzione generale. I trovatelli d'Italia, dice, non hanno una vita propria e dice: ma proprietà. Dice: sapete cos'è la cacchetta in milanese? Dice: i trovatelli d'Italia, e la porno premier, e i porno PM, i porno giornalisti, in Italia esistono solo loro. Dedica: siamo belli quando andiamo per la strada le incantate, gli incantati, tutti. E come faceva la musica, dice: siamo belli quando andiamo per la strada le incantate, gli incantati, tutti. Arriva uno, un certo Clap 67, dice: ma si può sapere cosa vuoi dire? Non si capisce un cazzo, né i tuoi post né la tua pagina, dice, ha un senso. Mamma mia. Se la ricezione non è completa, telefonare immediatamente al numero telefono, scrivere al numero fax, eccetera eccetera, ma non rompere il cazzo. Un'altra ancora dice: ma la smetti di fare il demente? Che cazzo dici, deficiente? Se la ricezione non è completa, telefonare immediatamente al numero telefono, scrivere al numero fax, eccetera eccetera eccetera. Mamma mia, ma non sanno leggere. Madonna mia. Hey, uno che dice cancri, questo, dice che i cancri d'Italia li girano a me. E io, dice, li rispedisco al mittente. Dice, io la solidarietà la do sia a Berlusconi Silvia che alla Gad Lerner. Dice, io voglio bene assai, e essi non pensano a me. Io voglio bene assai, e essi non pensano a me. Ma il Gad Lerner dice: che faccia? Da quale pianeta arriva? O da quella fognetta? Vabbè, andiamo avanti, vabbè. Dice: la Minetti si è pagata gli studi. Ecco, dice, solo la Minetti. E comunque, dice, come tutti,
a spese mie. Dice, o Paperone d'Italia.